USA, Barack Obama presidente per altri 4 anni. Sicilia, decreto urrenne disponibile 29,6 milioni di euro per l'intravagliatura della forestale. Scuola, i precari protestano a Roma. Siria, almeno 50 morti per un attentato. Pallone, poker di Lucatania contro la Lazio, Lu Palermo affonda a Roma. Benedica a tutti. Lo passato 5 di novembre, lo presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, disse che lo computista generale della regione siciliana, Biagio Bossone, firmò il decreto di lavorazione dello bilancio che rende disponibile 29,6 milioni di euro per l'intravagliatura della forestale. Lo passato 7 di novembre, Barack Obama battiò il concorrente repubblicano Mitt Romney nelle elezioni per il posto di presidente degli Stati Uniti d'America. Dopo la vittoria, il presidente disse alle sue letture che lo meglio va a arrivare. Lo passato 4 di novembre, da poco di giornali siciliani pubblicarono le informazioni che stanno arrivando 100 milioni di euro per aiutare le imprese siciliane che hanno danni a causa delle calamità naturali. Rosaria Barresi, dirigente generale del Dipartimento regionale per gli interventi strutturali nell'agricoltura, disse che si tratta di denari che la Sicilia, dal 1998 al 2000, anticipava per conto dello Stato, che sono stati 200 milioni di euro che nel passato non furono ricordati dal Ministero delle Risorse Agricole e che oggi stanno tornando in Sicilia. La passata domenica 4 ci fu una manifestazione dei precari della scuola in faccia al Ministero dell'Istruzione a Roma per protestare per la morte di Carmine Cerbera, lo professore precario di 48 anni che si ammazzava lo passato venerdì probabilmente perché ancora non ci avevano dato l'incarico per quest'anno e non sapeva niente per il suo futuro. I siti e i blog parlano di suicidio di Stato. Sono sempre più assai i cristiani che si ammazzano perché sono senza travaglio e a queste persone cominciano a dare la colpa all'euro, ma il governo continua a dire che fosse magari peggio senza la moneta unica. Silvio Berlusconi, in un'intervista a Bruno Vespa, ha dichiarato che vuole domandare scusa ai cittadini italiani perché non ci potte contro la crisi economica, che cancellava i suoi sforzi che avevano tenuto vasca la disoccupazione e ha evitato le ribellioni sociali. Disse magari che fece un passo indietro per poter mettere insieme tutte le forze che sono contro la sinistra e che in tale suo partito ci sono chi che hanno lo complesso pedo. Siria, 5 di novembre. Furono almeno 50 le morti di un attentato in una zona dell'ovest della Siria. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione in esilio di opposizione al governo al-Assad, fa sapere che un kamikaze si fece saltare in tall'area, in una zona di campagna, attaccando un gruppo di soldati fedeli al governo. Secondo il presidente dell'organizzazione, lo kamikaze apparteneva a un gruppo della Guerra Santa vicino a Al-Qaeda. Tibet. La settimana passata a Tongren, nella Cina dello Sud, un tibetano morì dopo che si desse fuoco per protestare contro il sistema del governo di Pechino. La protesta vi è stato verso il controllo cinese dei territori tibetani e magari per domandare il ritorno del capo spirituale, lo Dalai Lama. Questo fatto, contando dello marzo del 2011 a ora, aumentava a 63 il numero di tibetani che si ammazzarono per protesta. Dopo l'uragano Sandy negli Stati Uniti, dalle prime giornate di novembre toccava all'India farsi le conta con il maltempo, stavolta con l'uragano Nilam. Lo passato fine di settimana, tra i territori dello sud, 24 furono le morte e più di 68.000 le cristiane condannate a lasciare le proprie case e a sistemarsi in tali accampamenti improntati. Isolati 123 villaggi, 250.000 ettari di terreno con migliaia d'acqua e distrutto tutto lo raccolto. Un duro colpo per l'economia del paese. Benedica a tutti, palloni, Serie A. I due squadre siciliani alcanzarono risultati completamente opposti con i due squadre romani. La passata domenica Lu Palermo ha buscato 4-1 fuori casa con la Roma, mentre Lu Catania battì in casa la Lazio con un risultato di 4-0. In tale classificazione Lu Palermo è penultimo, sempre con 8 punta. Lu Catania con 15 punta si trova allo 7° posto. Palloni, Lega Pro, Trapani. La passata domenica lo Trapani battì con il risultato di 2-0 lo Tritium. Basso segnò di Riuri allo 32esimo di lo primo tempo e Mancosu allo 37esimo di lo secondo tempo. Con questa vittoria la squadra siciliana acchiana 14 punti alla classificazione e si trova così dentro di la zona playoff.
Pallacanestro, Lega 2. Lu Barcellona tornava a vincere battendo in casa per 97 a 83 lu Ferentino. Lu Capodorlanno perdeo a Reri fora casa contro lu Verona per 79 a 69. La passata domenica 4 di novembre, in tale circuito di Abu Dhabi, lo ferrarista Fernando Alonso arrivò secondo darrere allo pilota Kimi Raikkonen di la Lotus, mentre lo terzo fu l'attuale capo della classificazione Sebastian Vettel, che a così ha 10 punti di vantaggio sopra lo ferrarista, a solo 2 gare della fine della stagione. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutamo! Salutamo!